Cari amici di Verde a Nord-Est, ben ritrovati, un saluto da Laura Ferrari e da Silvano Facco per questa nuova puntata. Ci troviamo a Recoaro 1000, siamo qui perché voglio imparare lo sci di fondo e lo facciamo in compagnia di Paolo Storti. Ciao carissimo ciao, Paolo, Laura. un piacere rivederci. Allora Paolo, tu sei insegnante e maestro di sci da fondo. Allora intanto dimmi, io mi sono vestita di tutto punto grazie ai consigli di Giacomo, sono andata in uno dei negozi per gli sportivi di Padova. Dimmi, sono vestita bene, sono attrezzata bene? Sì, direi molto bene. Molto bene, Vedo ok. che ti hanno trattato proprio ad hoc, ti hanno dato proprio i materiali che ci servono per iniziare a fare lo sci di fondo. Perfetto, vedo già che ci sono tante persone qui che si sono svegliate alla buon'ora questa mattina e sono già con le sci ai piedi. Allora, proviamo. Guarda, io sono una neofita, ho provato forse una mezza volta a sciare con questi sci da fondo. Spiegami com'è che devo fare. Allora, Spiegami, partiamo dall'inizio. Sì. Appoggio i miei materiali un secondo. Allora, Ok. hai iniziato bene perché comunque hai preso uno sci che è adatto proprio per iniziare a fare lo sci di fondo, uno sci squamato. La squama ci serve per spingere, fa in maniera che lo sci si aggrappi alla neve e con la gamba puoi spingere, quindi è uno sci ideale proprio per iniziare a fare i primi passi sulla neve. Gli spigoli sono molto buoni, quindi ci danno anche stabilità e sicurezza. Poi quando faremo lo spazzaneve inizieremo a fare la spina di pesce per le prime salite. Quindi lo sci è quello Quindi giusto. è quello giusto, azzeccato. La scarpetta? La scarpetta anche ideale, perché se senti ti dà libertà di movimento del piede, Sì. è una scarpetta che chiude bene e in più è anche calda. Vero. E questo è fondamentale. Vero, sento il piede raccolto e caldo. Sì, e in più devi avere quella sensazione di essere confortevole, di tenerti, di far star bene dentro con il piede. Questo è fondamentale. Direi perché, che ci siamo quindi, Paolo. Esatto, poi passiamo delle ore sugli sci, quindi è importante star bene con i Stare piedi. comodi. Benissimo. Allora, Paolo, aggancialo. Sì, agganci, fai una pressione. Ok. Uno andato. Secondo andato. Schiaccia un po' di più, questo non Schiacciamo serve. un po' di più. Ecco, l'unica attenzione ogni tanto alza il piede, Sì. puliamo sotto se c'è della Se c'è neve. della neve. Ok. Ok, ottimo, proviamo ad Pulito, agganciare. riproviamoci. Ok, agganciate andata. lo sci. Paolo, siamo prontissimi. Allora adesso però dobbiamo lanciare la sigla e poi ritorniamo qui a Recoaro 1000 per sciare. Ok, metto gli sci. Sì, metti anche tu gli sci. Va bene così? Allora Paolo, questo che stile è? Allora, adesso siamo partiti con la tecnica classica. Sì. In questo momento stiamo facendo il passo alternato, dove andiamo a lavorare in maniera alternata con le braccia e con le gambe, che è un po' la camminata, quello che facciamo quando andiamo a passeggio, solo che adesso lo facciamo con un paio di sci e dei bastoncini. Allora, per farlo bene però, perché sembra facile, ma per farlo bene cosa dobbiamo fare? Per farlo bene è molto importante partire con il piede giusto. Dobbiamo stare bene col peso sull'avampiede. Sull'avampiede? Sì, che così ci proiettiamo più in avanti. Stando sull'avampiede è più facile rimanere in equilibrio e abbiamo anche più agilità di movimento e anche le gambe lavorano meglio. Il busto rimane dritto, è una posizione naturale. E le braccia, cerchiamo con le braccia di assecondare il lavoro che facciamo con le gambe in maniera alternata. Anche è una cosa molto importante che consiglio sempre, anche con il viso, con la testa, di rimanere alti, in maniera di mantenere una postura corretta e di godersi anche lo splendido panorama che la nostra pista ci offre. A proposito di panorama, Paolo, cosa vediamo qui davanti? Vedo delle montagne, allora spieghiamo agli amici che ci seguono da casa esattamente dove ci troviamo. Allora, qua ci troviamo nel cuore delle piccole Dolomiti, presso il centro fondo delle Montagnole.
le montagne che ci fanno da corona, poi li vedremo meglio quando siamo sopra. È tutto il gruppo, partiamo dal gruppo del Pasubio, del Sendio Alto e del Carrega, fino alla catena delle Tre Croci. E a che altitudine siamo? Qui siamo a 1000 metri. 1000 metri. Il centrofondo si sviluppa dai 1000 ai 1200 metri. Beh, insomma, di neve mi sembra che quest'anno ne sia venuta parecchia. Sì, di neve ne ha fatta tanta, anche se è stata un po' una stagione bizzarra perché un colpo nevicava, un colpo pioveva, quindi è una stagione un po' strana, però dai, il fine stagione, la parte finale della stagione non è stata male. Non è stata male. Ascolta, ci sono tanti bambini che vogliono imparare a praticare il fondo? Beh, bambini ce ne sono, Ce ne sì. sono. È uno sport che per i bambini richiede, bisogna saperlo presentare nella maniera giusta. Noi come maestri di sci, un po' come io sono anche allenatore, cerchiamo di far risaltare molto l'aspetto ludico del gioco, del divertimento. Però anche non nascondo che lo sci di fondo comunque è uno sport che richiede impegno. Ascolta Paolo, ma chi sa già sciare, fare sci da discesa, è facilitato poi in questa disciplina o sono due cose completamente diverse? Allora, sicuramente è facilitato. Sono due cose diverse perché cambia l'attrezzatura, cambiano i materiali e cambia anche la filosofia di approccio verso le due discipline. In comune comunque resta sempre la passione per la neve, la passione per la montagna, che qualunque paio di sci ai piedi quella c'è sempre la stessa. Comunque è facilitato perché comunque sa già la sensazione di scivolare, ha già questa sensazione, conosce già la neve, questo aiuta moltissimo. Quindi ha già un po' di confidenza. Ha già un po' di confidenza sia a livello anche di attrezzatura, sebbene che sono diverse, ma anche con l'ambiente stesso. Paolo, raccontami, ma tu come ti sei appassionato a questa disciplina, a questo sport? Qua parti da una storia, la mia è una storia un po' particolare perché ho iniziato tardi, a 16 anni. È stato un colpo di fulmine. Ah sì? Sono partito con un gruppo di ragazzini, con una persona qua di Recoaro, qua non avevamo neanche il maestro di sci, pensa. Abbiamo iniziato per gioco e poi lì è nata la passione, una passione che mi ha portato a diventare poi maestro di sci, allenatore, e ho fatto anche 2 anni come skiman per le squadre nazionali, quindi lo sci di fondo a me ha regalato tantissimo. Ascolta, hai seguito le Olimpiadi di Sochi invernali? Com'è andata per i nostri atleti? Non è stata una delle migliori Olimpiadi per i nostri atleti. Sicuramente resta la riflessione che c'è da lavorare molto per il futuro. Comunque penso sempre che un atleta quando arriva a partecipare a un'Olimpiade, al di là che prenda o no delle medaglie, ha già fatto un grossissimo risultato. Certo, Di solito siamo abituati solo a tirare le somme sulle medaglie, però quando un atleta arriva a un certo livello, tanto di cappello. Allora Paolo, io direi che continuiamo qui la nostra camminata sugli sci, intanto ringraziamo e lasciamo anche andare avanti i nostri amici, conosciamo i nomi? Fabio e Federico. Grazie a Fabio e Federico, e adesso la linea va ad Andrea Marcato che si trova a Roncade in provincia di Treviso per una bella manifestazione. Linea a te Andrea, ma poi noi ci ritroviamo, è sempre qui a Recoaro 1000.